Dipende tantissimo da quanti siti produttivi esistono sul territorio. L'incidenza negativa teoricamente non ci dovrebbe essere perché ogni sito produttivo dovrebbe essere adeguato per la corretta gestione di queste acque reflue e di questi sottoprodotti dalla lavorazione di cantina. A livello urbanistico mettendo delle norme che sono norme che rispecchiano quanto previsto dalle normative sovraordinate regionali e statali. Le soluzioni sono quelle che già esistono sul mercato, sono consolidate, un classico trattamento a fanghi attivi che può essere piccolo, dimensionato sull'azienda o può essere viceversa quello pubblico o qualora io sia in grado di sversare direttamente tutto in rete fognaria. Le soluzioni ci sono anche perché tenete presente che comunque refluo di attività vinicola nel periodo stretto, diciamo settembre-ottobre fino a novembre, produce un carico organico inquinante che è equivalente a qualche milione di abitanti equivalenti, quindi acque reflue non particolarmente pericolose, sono assolutamente biodegradabili, ci portano dietro alcol e zuccheri, quindi niente di particolare, ma evidentemente necessitano prima rilascio nell'ambiente e di adeguato trattamento. Ma ci muoviamo facendo i controlli che sono previsti per legge con i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi ci sono controlli programmati che vengono decisi a inizio anno e che riguardano sia aziende, cantine che hanno autorizzazioni allo scarico, quindi hanno un depuratore e scaricano in acque superficiali, sia invece cantine più piccole che hanno semplicemente delle vasche che poi servono per far maturare le acque e distribuirle sul terreno. Questo è un ambito di attività. Il secondo ambito di attività invece è l'intervento su segnalazione, cioè i cittadini o i comuni, le istituzioni ci chiamano perché ci sono dei fenomeni di inquinamento sulle acque eccetera, quindi noi interveniamo risalendo alle cause e quindi procediamo con gli accertamenti e con le verifiche se ci sono violazioni di legge, se ci sono effettive responsabilità rispetto all'inquinamento oppure no. Ci muoviamo in sinergia con ARPAV, noi gestiamo più che altro tutto il flusso delle comunicazioni che mandano le aziende a noi, le mandano online alla regione e il cartaceo a noi, quindi ci muoviamo prima di tutto con uno screening burocratico, chiamiamolo, dove vediamo che un qualcosa non ci convince andiamo sul territorio. Io faccio una media di 2 uscite alla settimana. Questo fa sì che siamo presenti sia come risoluzione di un eventuale problema. Per quanto concerne le cantine e le acque reflue, diciamo che la problematica è concentrata su 15-20 giorni all'anno, come potete sapere, durante la vendemmia, dove abbiamo una tempistica di lavorazione e quant'altro che può creare dei disagi. Una capienza di stoccaggio maggiore anche di quello che è dovuta per legge per gestirsi in maniera proprio più autonoma durante i momenti di crisi. Dal punto di vista legale in alcuni casi siamo intervenuti, però più che altro noi siamo dei consulenti per le aziende e facciamo in modo che le aziende inquinino il meno possibile, cioè cerchiamo di dare una consulenza legata al miglioramento della qualità ambientale.